a tutti, benvenuti a questa seconda sessione del convegno La Liguria e il Mare. Oggi abbiamo il piacere di avere due relatori specializzati nell'argomento della ecologia, della biologia marina e dei problemi che impattano sulla biologia marina dei mari in generale, ma in particolare anche del nostro Mar Ligure. Abbiamo il professor Giorgio Bavestrello, che è un nostro accademico, è professore di zoologia all'Università di Genova, però è un esperto di spugne, di cnidari, è un esperto di zone profonde del mare, quindi, e poi ve ne parlerà nella sua relazione. L'altra relatrice, con molto piacere, che ospitiamo e che abbiamo qua, è Monica Montefalcone, docente di ecologia all'Università di Genova e che si occupa anche lei di biologia marina e di ecologia, ma anche di cose molto interessanti. Intanto, se guardate il titolo, lei dirige il laboratorio di ecologia del paesaggio marino, che non è male come argomento, come tematica, però tiene corsi di ecologia tropicale, di scienza subacquea, e quindi anche lei ci parlerà degli impatti diciamo, del cambiamento climatico sulla biologia marina, sull'ecosistema del nostro mare e del mare in generale. Quindi do la parola a Monica, che ringrazio ancora, ti do questo che è già acceso. Solo se funziona. Okay. Da questo lato. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Pestarino per avermi nuovamente invitato qui all'Accademia, mi fa molto piacere essere qui oggi, e dove vi racconteremo in realtà io appunto assieme al professor Bavestrello un po' quello che sta succedendo nei nostri mari. Non è un caso che abbiamo deciso che inizi io questa presentazione, perché se avesse iniziato il professor Bavestrello, siccome è un abilissimo oratore, avrebbe alzato troppo le aspettative, e invece inizio io, quindi non c'è, diciamo, pericolo. No, in realtà inizio io perché io vi darò un inquadramento generale, una panoramica generale di quelle che sono un po' le pressioni appunto antropiche che oggi colpiscono i nostri ecosistemi marini, e facendovi poi un focus sulle attività appunto di cui mi occupo io in prima persona insieme ai miei collaboratori, e poi il mio correlatore vi racconterà invece di alcuni effetti specifici degli impatti antropici, degli effetti sul mare appunto, che sono le mortalità di massa. Allora, inizio con questa immagine che vi rappresenta il nostro pianeta, giusto per farvi vedere che quando parliamo di problemi globali intendiamo davvero problemi che coinvolgono indistintamente tutte le zone del nostro pianeta. Questa è un'immagine di uno studio che è stato fatto ormai qualche anno fa, pur essendo molto recente, nel 2019, dove vi riporta con i colori, con le differenti gradazioni di arancione e rosso, le zone più impattate dalle appunto pressioni antropiche sui nostri mari, sui nostri oceani, e vedete che sono poche ormai oggi le aree non impattate, quelle cosiddette aree pristine, che non esistono più in Mediterraneo, ma la maggior parte delle aree del nostro in Mediterraneo, ma anche a livello globale, la maggior parte delle zone dei nostri oceani sono soggette a multiple pressioni antropiche. In realtà proprio qualche settimana fa è stato pubblicato un aggiornamento di questo studio, di questa mappa, sempre dagli stessi autori. Quindi un aggiornamento a oggi, al 2025, che non solo ci nuovamente fa vedere che le pressioni antropiche ormai agiscono indistintamente, colpiscono tutti gli ecosistemi marini del nostro pianeta, ma il messaggio un po' preoccupante ci fa vedere che, facendo delle previsioni da qui ai prossimi 20 anni, quindi senza andare troppo distante, purtroppo il livello di pressioni antropiche, quindi di impatti che ne conseguiranno sugli ecosistemi marini, aumenterà notevolmente ancora nei prossimi decenni. Quindi siamo ancora in una fase di continuo aumento degli impatti sui nostri oceani. In questo studio, tra l'altro, hanno valutato proprio appunto quali possono essere un po' le aree che saranno soggette nei prossimi 20-30 anni a maggiori cambiamenti dovuti alle pressioni antropiche. Vedete che le zone che cambieranno di più sono colorate di rosso, comunque
comunque un violetto, e in questa immagine si riportano gli hotspot di cambiamento, cioè dove in questi scenari di previsioni futuri, di impatti futuri sui nostri mari, quali saranno le zone che ne risentiranno di più. Sono tante, come sempre vedete il colore rosso, quello che ci fa accendere un po' il campanello d'allarme, ma vi faccio notare come in queste aree di hotspot, di cambiamenti previsti per il futuro, ci ricada dentro, ahimè, anche il nostro Mar Mediterraneo. Cambiamenti dovuti a multiple, abbiamo detto pressioni antropiche, quindi agiscono in maniera sinergica tante fonti di impatto sui nostri ecosistemi marini, che vanno da pressioni più locali come l'inquinamento, le costruzioni costiere e quant'altro, fino ad arrivare agli impatti più globali, che vedono ovviamente in testa, come sempre, i cambiamenti climatici e il riscaldamento dei nostri mari. Le frecce che vedete in questo grafico, per ogni pressione antropica, la lunghezza della freccia ci fa capire chiaramente l'intensità di impatto che genererà questa pressione, e appunto il cambiamento climatico, così come lo sfruttamento delle risorse marine, eccetera, eccetera, sono tutti impatti che sono destinati nei prossimi 20 anni ad amplificarsi ulteriormente, e questi impatti si rifletteranno sullo stato degli habitat, ecosistemi marini dappertutto e su tutti gli ecosistemi. Sicuramente possiamo vedere non mi ricordo più quale sia il laser, qual è questo? No, non, che non funziona, no. Ah, ok, niente, vabbè, vi dico, se guardate negli habitat riportati in lista sulla sinistra, le seagrass, le fanerogame marine, i rocky reef e diciamo le zone umide costiere, sono in assoluto gli ambienti marini e costieri che saranno maggiormente impattati nel prossimo futuro, quindi un continuo e aumentato impatto sui nostri mari e oceani. Al primo posto, vi ho detto, ci sono sicuramente gli effetti del cambiamento climatico. Cambiamento climatico di cui oggi se ne parla sempre di più, è un argomento di estrema attualità, perché tutti gli anni ci sentiamo ripetere: questo è stato l'anno in assoluto più caldo mai registrato prima. Ormai tutti gli anni, da diversi anni, ci sentiamo ripetere questa frase, e ancora una volta l'anno scorso, infatti nel 2024, si è registrato la temperatura atmosferica e poi anche marina più alta mai registrata prima, un record in assoluto. Quindi ci capita ormai di leggere anche sui media, quindi non sono soltanto notizie che conosciamo noi scienziati, ma ormai su tutti i media si parla di questo. Anno record, anno in cui si sono registrate le temperature da record che in realtà significa un grado, 1,3 sopra a quella che è la media climatologica del periodo preindustriale, quindi non parliamo di numeri elevatissimi, ma questo un grado qualcosa sopra a livelli medi sono comunque valori di temperatura estremamente preoccupanti, perché generano poi tutta una serie di effetti nell'ambiente di cui vi racconterò. Temperature da record registrate a livello globale, dappertutto, in tutti i paesi, in tutti i mari, in tutti gli oceani e ovviamente, dicevo, anche a terra. Come sempre vi pongo l'attenzione sul nostro Mar Mediterraneo, che è sempre col bollino rosso ogni volta che si fanno, insomma, valutazioni delle pressioni antropiche. Quindi ovunque abbiamo registrato lo scorso anno queste temperature record, che sono strettamente correlate, come penso ormai tutti sappiamo, l'effetto dell'aumento dei gas serra in atmosfera, in particolare della CO2. Quindi c'è una correlazione diretta con le emissioni di gas serra di origine antropica e l'aumento, l'incremento lento ma costante della temperatura nel nostro pianeta. Questo aumento, che dagli anni 70-80 sta inesorabilmente continuando, lentamente ma inesorabilmente direi continuando, e che sta portando oggi a queste temperature anomale che quest'anno, o meglio, scusatemi, nell'anno passato hanno fatto registrare il superamento di quella famosa soglia di 1,5 gradi, che
se vi ricordate magari dai media ogni tanto si dice, tutte le politiche globali legate, no, al mantenimento e al cercare soluzioni di mantenimento degli effetti del cambiamento climatico hanno imposto come limite massimo che non si sarebbe mai dovuto superare il 1,5 gradi di aumento della temperatura. Purtroppo l'anno scorso l'abbiamo superato, quindi siamo già molto oltre quelli che sono, no, i limiti massimi che ci eravamo concessi a livello globale. Uno degli effetti dell'aumento della temperatura atmosferica e oceanica è quello che causa questo aumento lento ma inesorabile della temperatura, sta causando un'aumentata frequenza di quei fenomeni che vengono chiamati ondate di calore, heat waves. Ondate di calore, ovvero aumenti repentini molto veloci della temperatura, sempre atmosferica, che poi si ripercuote ovviamente anche nella temperatura dei nostri mari, che nel giro di pochi giorni magari hanno uno sbalzo, questa volta anche di fino 1,5, 2, 3, 4 gradi anche di aumento di temperatura, che perdura per qualche giorno, per qualche settimana. Queste ondate di calore poi sono proprio quegli disturbi che vanno a causare tutta una serie di impatti e di mortalità su molti organismi marini, di cui poi vi parleremo. Ecco, vi ho fatto già notare nelle slide precedenti come il Mediterraneo sia un po' al centro dell'attenzione, perché è uno di quegli hotspot dove i cambiamenti climatici sono particolarmente intensi, è un hotspot quindi di riscaldamento globale, e lo vediamo bene in questa immagine sempre a livello planetario, come lì dentro dove c'è il Mediterraneo lo scorso anno appunto si sia registrato queste numerosissime anomalie termiche. Quindi il Mediterraneo è proprio considerato uno dei mari che si sta riscaldando più velocemente in assoluto rispetto alla media globale. Il perché? Beh, sicuramente la spiegazione è legata un po' alla natura, no, del bacino stesso, un bacino semichiuso, è anche un mare estremamente sfruttato dal punto di vista economico, commerciale e ovviamente turistico, e quindi tutto questo ovviamente ne aumenta la sua vulnerabilità. Il Mediterraneo è anche un hotspot di biodiversità, è una culla veramente di tantissime, numerosissime specie marine, e quindi potete immaginare quali possano essere, no, gli effetti di questi cambiamenti climatici proprio sulla biodiversità del Mediterraneo. Uno studio recente del 2020 ha proprio dimostrato come il Mediterraneo si stia scaldando in tutti i suoi bacini, quindi dalle aree più meridionali fino alle aree più settentrionali, che sono quelle tendenzialmente più fresche del nostro mar Mediterraneo. Tutte le isoterme si stanno alzando sempre più alle maggiori latitudini, quindi è anche in questo caso un fenomeno globale a livello del Mediterraneo. E in un lavoro recente pubblicato proprio un paio di mesi fa hanno provato a dare una spiegazione del perché, di quali fossero le cause principali di queste continue e frequenti ondate di calore e anomalie termiche, e questi studiosi hanno trovato una correlazione molto significativa tra periodi ovviamente di persistenti anticicloni, che chiaramente causano il riscaldamento dell'atmosfera, di condizioni di anticicloni subtropicali persistenti, accoppiati a una riduzione del flusso dei venti, quindi un indebolimento dei venti principali. La combinazione di questi due fenomeni sembra essere la causa scatenante di tutte queste ondate di calore che sono abbastanza frequenti appunto nel nostro mare. Effetti di tutto ciò. Effetti sono tantissimi, in realtà ci vorrebbero giornate per raccontarvi tutti quelli che sono gli effetti delle multiple, abbiamo detto, pressioni antropiche, quindi in realtà non solo dei cambiamenti climatici ma anche di tutte le altre disturbi che l'uomo in qualche maniera ha sempre causato, diciamo, sull'ambiente e sulla natura. Volendo fare però una sintesi di quelli che sono i principali effetti, no, di questi aumenti di temperatura, di questo cambiamento che stiamo osservando in tutti i regimi climatici e ambientali, in questi 6 punti c'è dentro un pochino di tutto, a partire dagli eventi di mortalità di massa, di cui poi il professor Bavestrello vi racconterà e vi porterà diversi esempi, ma non solo mortalità di massa di organismi estremamente vulnerabili e sensibili, anche aumento dei patogeni che in qualche modo poi continuano a
rafforzare gli effetti delle mortalità sugli organismi, all'espansione delle specie termofile. Le specie termofile è un termine, il termofilo, che noi usiamo per indicare quelle specie che hanno un'affinità alle acque più calde, quindi che stanno bene quando l'acqua è più calda. In questo panorama di riscaldamento del nostro mar Mediterraneo, ovviamente queste specie, che molto spesso sono anche aliene, cioè arrivano magari dai mari tropicali, si trovano particolarmente bene in questo ambiente più caldo, fino ad arrivare quindi alla perdita di specie sensibili e alla loro sostituzione magari da specie più tolleranti, meno vulnerabili, come appunto le termofile e anche aliene. La finale di tutto questo non è altro che l'osservare dei cambiamenti nella composizione, nella struttura delle nostre comunità, che tendenzialmente tendono a diventare sempre più banali, monotone, omogenee, per usare il termine più corretto in ecologia, omogenee, ovvero sono dominate queste comunità marine da meno specie più tolleranti, perché abbiamo perso le specie più sensibili. La finale è che osserviamo a livello globale una drastica perdita di biodiversità, quindi tutto questo porta a quella che oggi viene chiamata la crisi della biodiversità. Vi faccio vedere alcuni esempi sulla mortalità di massa. Come vi ho detto, ne parlerà poi approfonditamente Giorgio, quindi io vi voglio soltanto far vedere un esempio di uno studio, ce ne sono tanti in realtà fatti in Mediterraneo. Sono tante le specie vulnerabili al riscaldamento, perché appunto sono specie che sono tendenzialmente abituate a stare in un ambiente molto costante, molto stabile, che è quello dell'ambiente marino sommerso. Quel famoso 1,5 gradi o a volte anche di più durante le ondate di calore di aumento della temperatura del mare può portare a uno stato di stress negli organismi che vivono normalmente in un ambiente molto stabile, e quindi poi alla morte. E quando la morte si ripercuote su tutte le intere popolazioni o in buona parte delle popolazioni, osserviamo fenomeni di mortalità di massa. Fenomeni che abbiamo osservato, che sono stati osservati in Mediterraneo su tantissimi gruppi animali e vegetali. In queste immagini vedete una scogliera rocciosa ricoperta da un cnidario, una gorgonia rossa molto molto bella, con un ruolo e una struttura tridimensionale, un ruolo ecologico estremamente importante, e una decina d'anni dopo, nel 2022, tutte queste popolazioni di gorgonie rosse completamente morte a causa di un'ondata di calore, e quindi la mortalità appunto di massa di cui vi parlavo. Legato alle mortalità di massa vi ho detto anche che il riscaldamento in qualche modo delle acque favorisce anche l'espansione e la proliferazione dei patogeni in mare. Quindi anche in mare ci sono i patogeni, anche in mare gli organismi si possono ammalare. Il caldo in qualche maniera sta favorendo queste esplosioni di patogeni. Il caso emblematico che vi porto come esempio è la mortalità di massa che ha subito la nacchera di mare, questo bivalve endemico del Mediterraneo, quindi che abbiamo solo nel nostro mare. La Pinna nobilis è un bivalve molto grande che nel 2018 è stato colpito da una mortalità di massa a livello di tutto il Mediterraneo, causata da un patogeno, da un consorzio in realtà di patogeni, che ne ha causato la perdita del 90% degli individui in tutta la popolazione presente in Mediterraneo. Quindi è una di quelle specie che oggi è considerata davvero sull'orlo dell'estinzione. Accanto alle malattie ci possono essere anche altre disfunzioni causate sempre dal riscaldamento delle acque, ad esempio le esplosioni delle mucillagini. Quando si formano durante periodi magari particolarmente caldi delle mucillagini sul fondo, le mucillagini ancora una volta vanno a depositarsi sui fondali, soffocando tutto quello che sta sotto, e ancora una volta a soffrire di più sono quegli organismi eretti, come anche sempre la nostra gorgonia rossa, la Paramuricea clavata, che vengono coperti, sepolti e muoiono. Quindi ancora mortalità di massa a causa ad esempio delle esplosioni di mucillagini come quelle che abbiamo registrato nel 2018 durante l'estate e nel 2023 proprio qua da noi a Portofino. Terzo effetto di quell'elenco che vi ho fatto vedere prima del riscaldamento globale, l'aumento delle specie termofile. Vi ho già spiegato cosa siano le specie termofile, qui ve ne ho riportate qualcuna delle centinaia e centinaia di specie termofile e soprattutto aliene che abbiamo in Mediterraneo.
È un argomento, credo, ormai anche questo di abbastanza attualità, perché alcune specie, il granchio blu, la specie scorpione, il pesce pappagallo, insomma, sono tutti forse organismi di cui ne avrete sentito parlare e che, come vi ho detto, stanno beneficiando oggi del riscaldamento del nostro mar Mediterraneo e quindi stanno aumentando in numero e soprattutto in areale di distribuzione, muovendosi sempre più verso nord, quindi verso le alte latitudini. Perdita quindi, diciamo, a vantaggio di queste specie termofile, perdiamo delle specie sensibili. Un esempio che vi porto con un'immagine è quello che è successo nell'arco di quasi 30 anni a Portofino, ancora una volta, no? La nostra area marina protetta genovese che studiamo da tantissimi decenni. Negli anni 80 mi raccontano, perché io in quegli anni non andavo ancora sott'acqua, ma i miei colleghi mi hanno raccontato e mi hanno fatto vedere con delle immagini cosa si vedeva sott'acqua a Portofino, delle foreste di alghe erette tridimensionali molto molto vistose. 30 anni dopo queste foreste algali sono completamente scomparse, perché queste alghe erette sono estremamente vulnerabili anche al riscaldamento, ma soprattutto all'inquinamento e a tutte le pressioni antropiche che hanno agito in questo trentennio, sostituite da, potremmo dire, un tappetino algale, quindi sempre delle alghe, ma che non fanno più una struttura tridimensionale, ma sono più appunto un tappetino con una funzione ecologica completamente diversa, quindi un'importanza decisamente minore. Ma forse ancora più eclatante è il cambiamento che possiamo osservare da queste due immagini nel tempo. Qui siamo a Tavolara, altra area marina protetta in Sardegna, nord-est della Sardegna, un tempo, anni 90, dominata da queste bellissime gorgonie bianche, gorgonie che, come vi ho già detto, sono organismi estremamente vulnerabili al riscaldamento globale. Oggi la stessa zona, la Secca del Papa, è totalmente denudata, totalmente priva da questi organismi. Quindi quando parliamo di cambiamento nel tempo nei nostri ecosistemi intendiamo questo, cioè i paesaggi sommersi sono totalmente cambiati, in molti casi sono completamente cambiati. Arrivando quindi alla cosiddetta, come dicevo prima, omogenizzazione biotica, quindi la perdita di tutti quegli organismi a sinistra, eretti, tridimensionali, estremamente strutturanti il paesaggio marino sommerso, la sostituzione di queste comunità con comunità più semplici, meno tridimensionali, porta in generale a una omogenizzazione delle comunità e quindi, come dicevo, a una perdita della biodiversità. Perdita della biodiversità che non si è registrata solo in mare, ovviamente, ma come vedete nell'ultimo secolo, dal Novecento in avanti, c'è stata un'impicchiata nella perdita del numero di specie in tutti i gruppi animali o vegetali, marini e terrestri. Quindi è una crisi appunto della biodiversità a livello globale. Per il futuro cosa ci possiamo aspettare? Allora, io vi ho fatto vedere un panorama credo abbastanza drammatico, non te ne nasconderci, lo sappiamo bene che la natura, l'ambiente non sta reagendo molto bene alle nostre continue pressioni antropiche. Per il futuro continuiamo a essere ancora pessimisti, perché in questa immagine potete vedere che i modelli che sono stati fatti di previsione dell'innalzamento delle temperature qualche decennio fa, anni 80-90, la linea, diciamo, la banda azzurra nel grafico, i modelli, quindi le previsioni, sono state completamente confermate dalle osservazioni, il che significa che tutto ciò che avevano predetto gli scienziati qualche decennio fa, dell'aumento continuo della temperatura e di tutti gli effetti, è accaduto. Quindi quelle previsioni con cui ho iniziato il mio speech, dove vi ho detto che è previsto che da qui ai prossimi 20 anni nuovamente assisteremo a un continuo aumento della temperatura con ripercussioni su tutto l'ambiente, ahimè, forse avranno ragione anche quelle. Quindi il futuro, insomma, è preoccupante. Che cosa possiamo fare? Però certamente noi non dobbiamo stare soltanto qua a mostrare quello che succede, ma in qualche modo dobbiamo suggerire anche delle soluzioni, che ci sono chiaramente. Certamente la prima, più banale forse, è quella di andare a ridurre le pressioni antropiche, non c'è dubbio, anche a livello locale. Se avete notato, molti degli esempi che
che vi ho portato vengono da aree marine protette, quindi dove c'è un regime di protezione, però quando parliamo di pressioni globali come il cambiamento globale, insomma lì c'è poco da fare, l'area marina protetta non basta, però vi farò vedere poi alla fine della presentazione che l'area marina protetta comunque almeno a livello locale può aiutare a mantenere un pochettino più resistenti e resilienti i nostri ecosistemi, quindi ridurre le pressioni e magari andare a aiutare il recupero naturale con gli interventi, le azioni di restauro ambientale. Tutelare ovviamente la biodiversità marina, quindi attraverso l'istituzione comunque di aree marine protette. Dobbiamo assolutamente ragionare in un'ottica di sostenibilità, quindi adottare sempre più azioni e una mentalità sempre più mirata alla sostenibilità. Dobbiamo collaborare perché il problema non è solo nostro mediterraneo, ma è, abbiamo detto, un problema globale. E certamente noi scienziati, biologi, ecologi marini dobbiamo continuare a fare le nostre attività di monitoraggio per informare appunto chi ci governa su quelle che potrebbero essere alcune possibili soluzioni. Allora, interventi di restauro effettivamente se ne fanno, quindi il restauro ambientale oggi è una tematica molto sviluppata, ricordiamoci che è recente nella comunità europea è entrata in vigore la Natural Restoration Law, che ci ricorda che non si tratta più soltanto di proteggere quello che resta della natura, ma abbiamo oggi un obbligo giuridico nel ripristinare attivamente, con interventi di ripristino, di restauro attivo, gli ecosistemi danneggiati, con degli obiettivi molto ambiziosi. Il 20% degli ecosistemi danneggiati devono essere ripristinati entro il 2030 e addirittura tutti gli ecosistemi danneggiati e degradati dovranno essere ripristinati entro il 2050, quindi una grandissima ambizione. Aumentare le aree marine protette, anche questo è un obiettivo assolutamente necessario. A livello globale la superficie stimata coperta e protetta, quindi coperta da aree protette, quindi ufficialmente e legalmente protetta, è solo l'8%, ma ricordiamoci che ancora una volta abbiamo un obiettivo molto ambizioso, il famoso 30x30. Entro il 2030 dobbiamo raggiungere il 30% della superficie dei nostri mari, dei nostri oceani soggetto a un regime di protezione rigoroso. Nel Mar Mediterraneo la situazione è quella che vedete da questi puntini rosa e dalle aree gialle, le aree protette di ogni genere, non solo le aree marine protette, ma in questa immagine sono presenti anche i SIC, cioè quei siti di importanza comunitaria che fanno parte della rete Natura 2000, è presente il santuario dei cetacei che copre un'area molto vasta. In Mediterraneo quindi in realtà siamo messi leggermente meglio rispetto che a livello globale, abbiamo però l'11% del Mar Mediterraneo diciamo teoricamente coperto da un regime di protezione, anche se, come forse sapete, la vera protezione forse c'è nelle aree marine protette, già nei SIC, e non parliamo anche del santuario dei cetacei, insomma di gestione di queste aree ce n'è ben poca. Noi appunto dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, continuare a monitorare gli ecosistemi marini per valutarne lo stato di salute e, come vi ho detto, quando possibile valutarne il cambiamento nel tempo. E nell'ambito di questa, diciamo, nostra attività di monitoraggio vi porto come esempio un progetto che sto coordinando assieme a Greenpeace dal 2018, che è il progetto Mare Caldo. Il progetto Mare Caldo nasce proprio con l'idea di generare una rete di osservazione e di misurazione di quelle che sono le temperature lungo la colonna d'acqua in tutto il nostro territorio nazionale, quindi in tutti i mari italiani, di creare questa rete condivisa di monitoraggio, affiancandola poi al monitoraggio degli effetti appunto dell'aumento della temperatura sugli ecosistemi marini. Allora, rete di monitoraggio delle temperature in mare
che oggi nel 2025 vede coinvolte 14 stazioni, 14 stazioni, quelli che vedete con i puntini verdi sono tutte le stazioni che hanno aderito al progetto Mare Caldo, e sono tutte aree marine protette, perché chiaramente le aree marine protette si prestano bene per questo tipo di attività e di monitoraggio, e in tutte queste aree marine protette, tranne che Ustica e Ventotene, perché sono appena entrate, hanno firmato, diciamo, l'adesione al progetto qualche mese fa, in tutte le stazioni abbiamo installato una serie di termometri, non solo sulla superficie del mare, ma lungo, diciamo, la profondità, a partire da 5 metri fino a 40 metri di profondità. In tutte le 12 stazioni della rete Mare Caldo, con Ventotene e Ustica che stanno installando i termometri proprio in queste prossime settimane. Quindi abbiamo una rete di registrazione delle temperature in mare che non ci fornisce solo un'informazione della temperatura superficiale dell'acqua, ma di tutta la colonna d'acqua, perché il problema poi di queste ondate di calore, di questi cambiamenti climatici, è anche il fatto che si spingono le ondate di calore molto spesso anche in profondità, andando poi a generare gli impatti peggiori. In tutte queste aree, tranne ovviamente che nelle due che sono appena entrate, Ventotene e Ustica, abbiamo parallelamente al monitoraggio delle temperature portato avanti attività di monitoraggio della comunità bentoniche di scogliera, quindi di tutti gli organismi che vivono, no, sulle scogliere rocciose, quelle che vi citavo prima essere estremamente vulnerabili, no, al riscaldamento globale. Quindi abbiamo fatto già tutta una serie di monitoraggi in tutte le aree, e infine per 6 di queste 14 aree abbiamo anche la fortuna di beneficiare di serie storiche di dati. Serie storiche di dati vuol dire informazioni sulla struttura, lo stato delle comunità di scogliera qualche decennio fa. Addirittura a Portofino, alle Cinque Terre, quindi nel nostro Mar Ligure, abbiamo serie storiche datate anni 50, anni 60, quindi sono davvero storiche nel contesto della biologia marina, è veramente storia. E in altre aree un pochino più recenti, ma comunque dal 90 al 2000 al 2020 abbiamo ripetuto nel tempo queste osservazioni per andare a misurare appunto il cambiamento nel tempo. Come esempio dei risultati che abbiamo ottenuto da questo progetto, vi faccio vedere innanzitutto come il 2024, con cui abbiamo iniziato, no, questa chiacchierata, abbia effettivamente fatto registrare le maggiori temperature in tutti i mari della nostra regione italiana. Infatti in tutte le stazioni della rete del progetto Mare Caldo abbiamo registrato dei picchi di temperatura superiori ai famosi 1,5 gradi di cui vi parlavo prima. Vi riporto qui come esempio in alto l'andamento della temperatura del mare, questa volta della temperatura superficiale, nell'arco dell'anno 2024 nelle Cinque Terre in alto e alle isole Tremiti, quindi diciamo siamo in Adriatico, due bacini, no, dei mari italiani completamente diversi. In entrambe le aree, ma in realtà in tutte le aree della rete abbiamo registrato gli stessi fenomeni, abbiamo osservato dei picchi di temperatura che hanno superato anche i 2 gradi, 2,5 gradi, quindi ben oltre quel famoso limite massimo che non si sarebbe mai dovuto superare. Non solo quindi picchi di temperatura estremamente elevati, ma anche tantissime, frequentissime anomalie termiche registrate durante tutto l'anno, sia in estate, certamente l'estate il fenomeno del riscaldamento, delle ondate di calore è più intenso, ma ahimè anche durante la stagione invernale. Quindi ondate di calore sempre più numerose in tutte le aree. Vi porto come esempio il grafico della temperatura dell'isola dell'Asinara, Sardegna nord occidentale, dove abbiamo registrato nel 2024 ben 14 eventi di ondate di calore, dei numeri veramente impressionanti. La cosa interessante, no, di questo progetto, di questa rete di monitoraggio delle temperature, è la possibilità non solo di evidenziare questi eventi climatici, ma anche di confrontare le varie aree tra di loro, soprattutto per vedere che effettivamente questi aumenti di frequenze delle anomalie termiche sono coerenti dappertutto, cioè stanno avvenendo un po' dappertutto. Infatti, confrontando queste due aree, questi grafici che vedete sono l'andamento questa volta della temperatura sulla
la colonna d'acqua, quindi non solo in superficie ma lungo tutta la colonna d'acqua. Sull'asse diciamo delle Y abbiamo la temperatura da una parte con i vari colori, il rosso è la temperatura più alta, dall'altra parte a sinistra la profondità dalla superficie fino a 40 metri dove abbiamo i termometri. Confrontando queste due aree, Portofino e Isola d'Elba, che sono le due stazioni del progetto dove abbiamo installato per prima i termometri, quindi abbiamo la serie temporale più lunga, potete vedere che quando avvengono queste ondate di calore, queste bande rosse indicative di acque molto calde, queste ondate di calore le registriamo coerentemente dappertutto, quindi non è un problema solo locale, ma è un problema sicuramente, almeno a livello italiano, potremmo definirlo globale, e con picchi di temperatura che non si fermano in superficie, penetrano anche lungo la colonna d'acqua, e se vedete le punte gialle arancioni, che comunque indicano temperature anche di 24 e 25 gradi fino a 30-35 metri di profondità. 25 gradi a 30-35 metri di profondità sono temperature estremamente anomale, e in superficie vi ricordo che l'estate scorsa abbiamo registrato picchi di 30 gradi di temperatura del nostro mare, sono temperature tropicali, temperature dei mari tropicali. Altro confronto tra due aree, Plemmirio in alto, quindi area protetta del Plemmirio, siamo in Sicilia, e Isola dell'Adesinara sempre appunto in Sardegna, e potete vedere appunto quello che vi ho appena raccontato anche dalle aree liguri, che questi picchi di calore sono arrivati fino ai 30-35 metri di profondità, quindi una ripercussione, un effetto su tutta la colonna d'acqua. Accanto ai monitoraggi delle temperature, come vi ho raccontato, facciamo anche attività di monitoraggio sulle comunità, quindi per valutare gli effetti del caldo, del riscaldamento sulla composizione delle comunità. In tutte le aree abbiamo fatto monitoraggi, quindi per descrivere un po' la struttura delle comunità di scogliera, ma anche in questo caso vi mostro come grafico di sintesi, che forse è più facilmente comprensibile, la comparazione dello stato ecologico di queste comunità tra le varie aree che abbiamo monitorato. E incredibilmente, ma diciamo non ce lo aspettavamo abbastanza, vi ho cerchiato in giallo lo stato ecologico più basso che è risultato nell'isola d'Elba. Isola d'Elba, vi ricordo, l'unica stazione di tutte quelle dentro al progetto Mare Caldo che non è un'area marina protetta, quindi effettivamente non essere un'area marina protetta ha comportato una riduzione dello stato di qualità, dello stato ecologico delle comunità di scogliera. Nel progetto abbiamo anche una serie di attività legate alla valutazione degli effetti del riscaldamento globale, quindi monitoriamo delle specie target indicative della mortalità appunto di massa, e quindi quelle particolarmente vulnerabili. Vi riporto in questo grafico i dati relativi a due specie particolarmente sensibili che vi ho già presentato prima, le gorgogne, la gorgogna gialla, Leonicella cavolini, la gorgogna in alto, la gorgogna rossa, la Paramoricea clavata. All'isola d'Elba, ad esempio, tutti gli anni in cui abbiamo fatto monitoraggio abbiamo sempre registrato fenomeni di mortalità, sempre, tutti gli anni, in tutte le estati, con percentuali di mortalità sempre più alte, ma non solo. Il dato drammatico è che la dimensione delle popolazioni, se guardate nel 2025 l'altezza della barra, le dimensioni delle popolazioni si stanno drammaticamente riducendo a causa delle mortalità. Mortalità non solo sulle gorgogne, abbiamo diverse specie target che monitoriamo, sono anche i coralli, i cosiddetti coralli, le madrepore mediterranee, la cladocora è un'altra specie target che stiamo monitorando perché anche questa sta soffrendo particolarmente questi effetti del riscaldamento, così come le alghe corallinacee. Nella foto vedete un'alga rossa incrostante che quando è soggetta ad ondate di calore tende a sbiancare e quindi a morire. Monitoriamo ovviamente anche l'evoluzione delle cosiddette specie termofile di cui vi parlavo prima. In tutte le aree della rete Mare Caldo abbiamo fatto dei censimenti visivi dell'abbondanza delle specie termofile, incluse le aliene, e come potete osservare da questo grafico, sotto abbiamo tutte le aree orientate lungo un gradiente latitudinale, dall'area più a nord nell'Adriatico, Miramare, all'area più a sud in Sicilia. Ovviamente abbiamo registrato un chiaro, un netto gradiente latitudinale di aumento, no, delle specie termofile, però al di là di questo, che poteva essere abbastanza scontato,
ovunque, tranne che a Miramare, abbiamo registrato un buon numero di specie termofile che stanno aumentando sempre più nel tempo. Stanno aumentando sempre più nel tempo, come vi mostra questo grafico, dove abbiamo considerato solo 3 di queste specie termofile che stiamo monitorando nell'area marina protetta del Plemmirio dal 2020 al 2025, quindi in questi ultimi 5 anni queste 3 specie sono aumentate tutte negli ultimi 5 anni, appunto, quindi c'è un continuo aumento di queste specie termofile. C'è un aumento anche degli alieni, questo è un altro studio, diciamo un prodotto secondario del progetto Mare Caldo, dove abbiamo, grazie proprio a queste attività del progetto, osservato per la prima volta questo piccolo mollusco gasteropode che è arrivato, che è partito, diciamo, è un alieno arrivato chiaramente dai mari tropicali, che è salito inesorabilmente dal sud del Mediterraneo verso il nord. L'abbiamo osservato qualche anno fa all'isola d'Elba per la prima volta. Quest'anno, nel 2025, abbiamo rilevato osservazioni di questo mollusco che ormai è arrivato a coprire tutto il Mediterraneo, anche nei suoi settori più settentrionali. Quindi un aumento del suo range di distribuzione che si sta allargando sempre più parallelamente all'aumento delle temperature. Il grafico in basso è proprio una correlazione tra l'aumentato range di distribuzione di questo mollusco alieno e il continuo aumento delle temperature. La temperatura che aumenta non è l'unica pressione, abbiamo detto, che agisce sugli ecosistemi marini, lo dicevo prima. Sempre in Sardegna, a Capo Carbonara, abbiamo infatti osservato che oltre agli effetti dell'aumento della temperatura, ad esempio, che portano l'esplosione di alcuni alieni, nella prima immagine a sinistra c'è il vermocane, l'ermodice, che è un'altra specie appunto aliena termofila. Non solo la sua presenza chiaramente è già un impatto, genera già un impatto sugli ecosistemi nativi, ma siccome un predatore, ad esempio della margherita di mare, il Parazoanthus, quell'organismo giallo bellissimo, nativo del Mediterraneo, cioè una nostra specie, no, autoctona, siccome il vermocane si mangia anche il Parazoanthus, abbiamo poi un effetto a cascata dell'aumento di questo alieno che va a predare una specie autoctona, e quindi tutto questo genera poi una perdita di biodiversità, quindi effetti a cascata poi che si generano dall'aumentata abbondanza di queste specie aliene, e che possiamo quindi poi riassumere in tutte le aree dove vi dicevo abbiamo appunto serie storiche di dati, in un cambiamento significativo della composizione, della struttura e dello stato, no, di conservazione delle nostre comunità. In questi grafici, questi sono 2 grafici relativi all'area di Portofino e all'isola d'Elba. Le frecce verdi sono le traiettorie di cambiamento, quindi come sono cambiati gli ecosistemi nel tempo dagli anni 50 ad oggi, dagli anni 90 ad oggi, e vedete che tutte le frecce sono coerenti nel dirci che i nostri ecosistemi stiano cambiando a tutte le profondità. Su Portofino vi ho già spiegato il perché, vi aggiungo soltanto in questa slide che quel cambiamento che vi ho fatto vedere da quel grafico è dovuto anche oggi all'arrivo degli alieni anche a Portofino. A Portofino fino ancora qualche anno fa abbiamo osservato un'esplosione, ad esempio, dell'alga aliena Caulerpa cilindracea, che ha cambiato completamente l'assetto delle comunità e che quindi ha portato un'omogenizzazione biotica. Alle Cinque Terre, anche qui beneficiamo di queste serie storiche di dati, e anche alle Cinque Terre stiamo osservando con la freccia, vedete la freccia è indicativa del fatto che dagli anni 60 ad oggi tutta la comunità di scogliera di Punta Mesco stia cambiando, e il grafico con tutti quei colori ci fa vedere chi è scomparso e chi è arrivato. Sono scomparse le specie sensibili, sono arrivati tendenzialmente gli alieni, anche in questo caso la Caulerpa cilindracea, e coerentemente anche al Plemmirio, anche a Capo Carbonara, le altre ultime 2 aree dove vi ho detto abbiamo serie storiche di dati, vedete sempre le frecce indicative del cambiamento in atto. Cambiamento appunto che vede una sinergia, abbiamo detto, di multiple stressor, cioè di stressori multipli, dal riscaldamento alle pressioni antropiche locali, alla mucillagine, agli alieni, insomma tutte queste pressioni agiscono in sinergia e causano questi cambiamenti significativi, portando poi a una perdita, dicevamo, di biodiversità.
Tutti questi cambiamenti che vi ho descritto, e vado alla conclusione, tutti questi cambiamenti che vi ho descritto li abbiamo osservati tutti, la maggior parte all'interno di aree marine protette, come vi ho detto, quindi ahimè anche nelle aree marine protette purtroppo il cambiamento globale non possiamo tenerlo al di fuori delle aree marine protette, però guardate cosa succede in un'area dove invece non c'è la protezione. L'isola della Gallinara, siamo nel ponente Ligure, tra Alassio e Albenga, è un esempio eclatante del fatto che questa sia stata un'area dove non è mai stata istituita l'area marina protetta, benché dagli anni 90 si cerchi di suggerire la creazione di un'area marina protetta. Noi stiamo lavorando sulla Gallinara dagli anni 90 appunto, e dagli anni 90 vedete i due cerchietti sia in profondità 1991 deep sia in alto a destra 1991 nelle comunità più di superficie. Avevamo una certa assetto nelle comunità che nel tempo, qui non ho messo le frecce ma credo che sia abbastanza evidente, nel tempo dagli anni 2009 fino agli ultimi rilevamenti fatti nel 2016 potete vedere come sia cambiato la composizione delle comunità di scogliera della Gallinara, andando verso un'omogenizzazione biotica, perché se negli anni 90 le due comunità sopra e sotto, come è giusto che sia, erano molto differenti, oggi alla Gallinara è tutto la stessa realtà. È un mondo oggi dove non ci sono più, come negli anni 90, queste grosse ad esempio spugne che erette, massive, dominavano e costruivano il paesaggio sommerso. Oggi se vi immergete alla Gallinara è più facile che vi imbattiate nella spazzatura che è diventata quasi dominante, no, sui fondali marini della Gallinara, e sicuramente comunque tutte quelle specie erette strutturanti non le vedete più. Ecco perché parliamo di omogenizzazione biotica. Quindi, per concludere, se le AMP, le aree protette, non bastano, abbiamo visto, comunque per mitigare gli effetti del cambiamento globale, avete visto, immaginatevi cosa può succedere non istituire un'area marina protetta. Quindi sicuramente l'istituzione delle aree protette, il famoso obiettivo 30x30 deve essere un obiettivo molto importante che dobbiamo cercare in qualche modo tutti, cittadini, mondo scientifico, istituzioni chiaramente, di raggiungere. Io con questo concludo, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e magari alla fine, no, di tutto facciamo un momento di discussione. Grazie. Domande e dibattito lo facciamo alla fine, così evitiamo. Passiamo la parola al professor Bavestrello. Ho dimenticato di dire che il nostro professor Bavestrello è anche il preside della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Totalmente oltre a essere, diciamo così. Grazie Mario. Bene, allora scusate. Come dire, immagino che siate tutti come me attoniti ancora, disorientati rispetto alla massa enorme di dati, al lavoro fatto che ci ha presentato Monica. Io per conto mio molto più come dire, modestamente vi racconterò una storia. È una cosa che tendono a fare un po' gli anziani, è un po' una storia della mia vita, almeno un pezzettino di storia della mia vita. Avete sentito che uno degli effetti più impressionanti del riscaldamento delle acque è stata la moria, la malattia delle gorgogne, e io voglio parlarvi proprio di questo, limitando il mio racconto soprattutto, scusate il piccolo tecnicismo, agli ottocoralli, cioè a quei coralli con 8 tentacoli ai quali le gorgogne fanno parte. Però mi dovete spiegare come fare ad andare avanti questi così? Perfetto. Guardate la storia delle morie di ottocoralli non è tutto sommato una storia antica. Negli anni 40 erano stati descritti in Mar Rosso delle morie di un particolare ottocorallo molto carino, quello che all'epoca si chiamava uno stolonifero,
del genere Xenia, un po' più impressionanti negli anni 80 nei Caraibi erano morte improvvisamente senza che ci fosse nessun motivo accertato o accertabile, le grandi praterie del genere Gorgonia che si piazzano appunto da quelle parti in acque poco profonde. In Mediterraneo i primi segnali assolutamente in sordina sono degli anni 60, quando a Banyuls cominciano a trovare delle gorgogne del genere Unicella con dei piccoli segni di Cenerenchima deteriorato, ma si dà la colpa a una gasteropode, la Simnia spelta, che vive appunto su queste gorgogne e si nutre brucandone il Cenerenchima. Qui intervengo io e mi permetto, tanto siamo tra amici, di darvi un piccolo dettaglio, come dire, autobiografico. L'anno di interesse è l'85, l'ottobre 85, io mi ero sposato l'anno prima, mia moglie in quell'anno era entrata di ruolo come insegnante di scienze a scuola, era andata al nautico di Camogli e mi aveva chiesto una collezioncina di animali marini per il nautico. Allora io, naturalmente alla moglie non si può dire di no, soprattutto un anno dopo che mi ero sposato, e mi immergo sotto il castello di Paragi, che tutti conoscete, una meta tipica da subacquei, e trovo la bellissima parete di Unicella Cavolini che stava sotto il castello di Paragi con una quantità di rami danneggiati, di intere colonie morte coperte di epibionti. Ora, vedete, io sono sempre stato colpito da quella frase di Papa Francesco che lui diceva probabilmente in un contesto più ampio, non stiamo vivendo una semplice epoca di cambiamenti, ma un cambiamento di epoca. Noi però all'epoca eravamo ingenui e pensavamo che fosse un'epoca di cambiamenti, così qualcosa che era successo specificatamente lì. A zoologia scherzavamo su cosa potevano aver mangiato quelli che vivevano nella villa, gli scarichi, i detersivi, queste cose qua. Fatto sta che quel lavorino lì, che col mio maestro e caro amico Nando Boero pubblicammo l'anno dopo, è il primo lavoro che documenta una moria di gorgogne nel Mediterraneo. Passa poco tempo, un paio d'anni, e sempre all'Istituto di Zoologia due miei cari colleghi, il professor Pronzato e il professore Sagaino, che si occupavano di spugne, trovano che su tutto il promontorio di Portofino stanno morendo le cheratose, cioè le spugne da bagno. Se ne occupano, la Gaino a quell'epoca si occupava di ultrastruttura, di microscopia elettronica. Quelle sono le foto originali. A sinistra vedete le fibre normali di spongia e a destra vedete le fibre di spongia malata. In realtà sono coperte di batteri e loro ipotizzano che questi batteri siano alla base della moria. La discussione naturalmente è aperta. Molti anni dopo si scoprirà che effettivamente la Gaino e Pronzato avevano ragione e che si tratta di batteri che mangiano la spongina e che producono i danni allo scheletro delle spugne fino a farle morire. Ancora qualche anno di tranquillità, arriva il 93. Durante l'inverno un periodo di piogge fortissime e sulla punta di Portofino di nuovo una malattia importante delle paramucine clavate. È la prima segnalazione di malattie di paramucine clavata del Mediterraneo. Con il compianto Riccardo Cattaneo andiamo a fotografarle, studiamo il fenomeno. Ci viene in mente per la prima volta che potrebbe essere legato a questa massa di acqua dolce che in realtà non raggiunge la profondità delle gorgogne, però certo era stato un fenomeno all'epoca piuttosto violento. Consultiamo anche
l'Istituto di Microbiologia dell'Università di Genova per vedere se si poteva trovare qualche batterio che potesse essere coinvolto. Ci lavorano un bel po', c'era una ragazza che all'epoca faceva il dottorato che si dedica a questa vicenda, ma insomma nessun batterio particolare si trova, si tratta di batteri generici, saprofagi, per cui insomma non si riesce a dire nulla di certo. Non passa un anno che lo stesso fenomeno riaccade a Porcro. Lì vedete la fotografia, vedete cosa ne dicono due famosi biologi marini di Porcro. Per la prima volta dice vabbè, quasi certamente si tratta di danni meccanici dovuti alla pesca, ma potrebbe essere che il riscaldamento delle acque c'entri qualcosa. È la prima volta che si fa questa ipotesi. Io a quell'epoca lì mi volevo proprio dedicare a capire quale fosse l'impatto dei danni della pesca, e così insieme a un ragazzo che si chiama Daniele Zanzi, all'epoca faceva la tesi con noi, ce ne occupiamo con una certa, come dire, tenacia e interesse, e ci rendiamo conto che effettivamente le lenze perse possono danneggiare, anzi certamente danneggiano le gorgogne, perché strisciano sopra i rami, erodono il cerenchima, non più difesi dalle difese chimiche prodotte dal cerenchima vivente, larve di altri invertebrati epibionti, guardate sotto, si attaccano sopra la gorgogna fino a renderla così pesante rispetto all'idrodinamismo da farla staccare e da farla morire. Insomma, la questione così va avanti tra discussioni alterne, ma arriva a tarda estate 1999. Con una aura di millenarismo succede a Portofino una catastrofe, un'ondata, la prima onda di acqua calda, il Marine Heat Wave, che viene tra l'altro registrata con certezza dalla Boa Odas. La Boa Odas è una boa oceanografica che a quell'epoca, non so se c'è ancora adesso, ma a quell'epoca c'è ancora? A quell'epoca stava nel centro del Mar Ligure. Lì vedete la differenza non solo in superficie ma anche a 30 metri rispetto alle medie del periodo. Questa onda di acqua calda striscia lungo il Mar Ligure da Livorno fino a Marsiglia, producendo un effetto devastante. Milioni di gorgogne, milioni di paraboricee, ma non solo, di altre gorgogne, di briozoi, di spugne, muoiono nel giro di pochissimi giorni. Vi faccio notare quella spugna gialla lì sotto, assolutamente per fortuna l'avevamo fotografata qualche giorno prima, guardate nel giro di 2 o 3 giorni come si riduce quella spugna lì, no? Veramente un evento catastrofico. Vi faccio notare che i colleghi francesi intervistati dicono che la cosa più probabile è che sia un evento misterioso di inquinamento che, essendo che la corrente del Mar Ligure viene dall'Italia verso la Francia, gli italiani potevano aver cagionato. Dura poco, questa idea dura poco, perché tutti si rendono conto che in realtà succede veramente questa catastrofe dovuta al riscaldamento. Non c'è più dubbi, diciamo, il riscaldamento dell'acqua è un evento catastrofico. Carlo Cerrano, che adesso fa il professore all'Università di Ancona, ci si dedica molto, ci lavorerà moltissimo. Qui vedete l'effetto l'effetto immediato sulle gorgogne, vedete le parti ancora sane e vive con i polipi rossi espansi, le parti malate col cerenchima che diventa nero, si distacca come una lebbra. Sul cerenchima malato, non so se le apprezzate dalle foto a scansione, si riempiono di protozoi, di ciliati saprofagi che si mangiano quel poco che c'è rimasto in pochissimo tempo. Non succede solo per la Parapolicea, succede per il colaro rosso, succede fino a una certa profondità, almeno a 30 metri, per cui da allora il paesaggio, lo diceva bene Monica, il paesaggio di Portofino cambia per sempre.
con degli effetti anche un po' particolari. Cerrano per esempio aveva studiato il rapporto maschio e femmina prima e dopo la moria e si rende conto che le femmine sono molto più colpite dei maschi, perché i fenomeni succedono generalmente alla fine della stagione riproduttiva, alla fine dell'estate, quando le femmine sono stressate da aver prodotto le uova col tuorlo che devono essere, mentre i maschi sono un po' se la cavano un po' meglio. Da un rapporto 1-1 si passa a un rapporto 3-1 che naturalmente ha degli effetti sul... Molto tempo dopo si dedicheranno i colleghi spagnoli a questa vicenda, ci si renderà conto che le colonie colpite perdono in biomassa di uova, in biomassa di spermatozoi, le larve sono molto meno, insomma un effetto non solo immediato ma anche sul reclutamento assolutamente importante. Un focus verrà fatto sul corallo rosso che praticamente ha la stessa sorte, anche se c'è qualche differenza, ovviamente dovuta alla profondità. Al di sotto di 30-35 metri questi effetti non si vedono, ma anche interno, esterno delle grotte, però insomma la devastazione è assolutamente totale. Agli inizi del 2000 qualcuno comincia a pensare che il problema non potrebbe non essere solo il caldo, ma un'infezione batterica indotta dal caldo. Questo è il primo lavoro in cui si ipotizza che ci potrebbe essere di mezzo alcuni vibrioni. Ci si dedicheranno poi altri, in particolare il nostro Gigi Vezzulli dell'Università di Genova, fino a scoprire una nuova specie di vibrione, Vibrio coralliliticus, che è la cui abbondanza nell'ambiente è indotta dal calore e il cui effetto sulle gorgogne sembra accertato, visto che i postulati di Koch vengono rispettati, cioè il vibrione si trova sulle colonie malate, trasportato su colonie sane induce la malattia, insomma sembra proprio che il Vibrio coralliliticus c'entra. Ora il rapporto tra caldo e Vibrio coralliliticus naturalmente è ancora tutto poi da capire, diciamo così. Fatto sta che le classi di taglia, la struttura di taglia delle gorgogne, delle popolazioni di gorgogne portofinesi cambia del tutto. Come potete vedere, prima della mortalità c'erano la distribuzione di taglie era, come dire, spostata verso taglie grandi, c'era una lunga coda verso taglie grandi. Dopo la mortalità ci saranno soltanto piccole gorgogne. Qualcuno poi dopo ha fatto lavori più di sintesi, facendo vedere cosa succede a livello del Mediterraneo. Come potete vedere, al di là delle specie coinvolte, il Mar Ligure è uno dei mari dove i fenomeni di moria sono stati più importanti, più diffusi, insomma, no? Più diffusi. Il solito Cerrano col suo gruppo hanno anche un po' studiato gli effetti sulle diverse specie di gorgogne e hanno visto che non tutte sono sensibili allo stesso modo. Per esempio la Paramuricea clavata è particolarmente sensibile, altre gorgogne, per esempio l'Eunicella singularis, forse per la presenza di simbionti autotrofi lo è un pochino meno. Un aspetto veramente per me interessante e anche piuttosto drammatico riguarda il corallo rosso, animaletto a cui io ho dedicato molto tempo, diciamo così, nella mia vita. Devo dirvi che qualcuno in acquario si era già accorto che il corallo rosso, nonostante il suo scheletro carbonatico, in condizioni di stress è in grado di autotomizzare i rami, cioè di tagliare i rami in modo da miniaturizzarsi, da essere più piccolo. Cerrano riesce a dimostrarlo direttamente in mare, si rende conto che la stessa colonia, fotografata in tempi diversi, ha perso dei rami probabilmente in relazione con le ondate di calore. Guardate queste foto piuttosto impressionanti di Portofino Argentario, la stessa zona a distanza di una decina d'anni e insomma e sopra vedete l'entità delle ondate di calore che si sono ripetute in quegli anni e come vedete il paragone è assolutamente chiaro e ahimè impietoso.
Tra l'altro il corallo di Portofino ha una storia dico anche scientifica, veramente particolare, perché è uno dei pochi posti, probabilmente l'unico che io conosco in Mediterraneo, dove ci sono dati antichi sulla struttura della popolazione, antichi, diciamo così, vecchiotti sulla struttura della popolazione, perché negli anni 60 un gruppo di professori dell'Università di Milano sotto la guida del professor Marchetti vengono a Portofino e studiano in 40 stazioni lungo il promontorio la struttura di popolazione, la biomassa, la taglia delle colonie di corallo, perché abbiamo un dato storico assolutamente importante. Vi faccio notare che nel 64, anno di pubblicazione del lavoro di Marchetti e soci, il corallo a Portofino è piccolo e rado. Vi ricordo che sono, diciamo, siamo alla fine degli anni in cui, oppure siamo durante gli anni in cui i primi subacquei, diciamo, fanno incetta anche solo per portarsi a casa un ricordino del corallo portofinese. Gli anni passano, nel 90 la densità aumenta tantissimo, anche se la taglia media diventa piccola. Successivamente, 2014, di nuovo la densità si riduce, ma perché le colonie diventano molto grandi. Quello che succede in una foresta che passa da bosco ceduo di nuovo a foresta matura, meno alberi, ma alberi più grandi, e noi pensavamo ormai di essere indirizzati a Portofino, lo pensava anche il direttore dell'area marina protetta, di essere indirizzati verso un totale recupero delle popolazioni. Drammaticamente l'anno scorso abbiamo rifatto questo monitoraggio e ci siamo resi conto che il corallo di Portofino, che sembrava, come dire, instradato nel migliore dei modi, ai noi è diventato di gran lunga più rado e di gran lunga più piccolo. È curioso che succede esattamente lo stesso, vi faccio vedere e ve lo illustro veramente in 2 parole. Lo stesso fenomeno è successo in Corsica. Anche in Corsica, guardate la figuretta a destra, si passa da una popolazione densa di piccole colonie a una popolazione rada di grandi colonie, ma poi arrivano le ondate di calore e c'è un declino assolutamente repentino. Ci siamo addirittura resi conto, non a Portofino, qui siamo in Campania, a Ligalli, che il corallo subisce anche morie profonde. Qui siamo a 100 metri, ne abbiamo ritrovato tante anche con i nostri studi con ROV, può darsi che Marziabò settimana prossima vi dica qualcosa in più, anche in Sardegna. Non abbiamo la più pallida idea di come questo accada, ma anche in profondità il corallo sta soffrendo. Delle mucillagini, Monica ha parlato ampiamente, ci ha lavorato lei, ci ha lavorato Nick e Carla, ci ha lavorato Stefano Schiaparelli. Insomma, le mucillagini, al di là dell'effetto che io non saprei dire se è così distruttivo, certamente è dannoso, perché probabilmente sotto questa cappa di filamenti le gorgogne hanno difficoltà a mangiare, può darsi che abbiano anche difficoltà a scambiare l'ossigeno di cui potrebbero aver bisogno. Mi ero ripromesso di parlare soltanto di ottocoralli, ma abbiate pazienza se dico proprio 2 parole, avviandomi alla conclusione, anche su qualche esacorallo. Si parlava prima di margherite di mare, Parazoanthus axinelle. Proprio l'altra sera ricordavamo un bellissimo scoglio a Portofino, totalmente coperto, noto, diciamo, tra di noi come lo scoglio della decompressione, perché era a 5 metri, ci fermavamo lì per fare sempre la decompressione, uno scoglio che era totalmente coperto da queste bellissime margherite di mare, che sono morte a mazzi a causa di un fungo. Vedete il fungo che fa sì che si stacchino proprio degli interi pezzi di colonia, e la parete liberata dal
Parazoanthus diventa come dire, un terreno in cui può aumentare drasticamente una spugna rossa, probabilmente crambe, che è ben adattata alle acque superficiali e che quindi aumenta. Quindi diciamo la parete è passata da gialla a rossa, prima per il Parazoanthus, ora per la spugna. Anche le madrepore, come dire, Monica avrebbe potuto parlarvi, ma farà una conferenza a parte, su tutto quello che lei con i suoi colleghi hanno studiato nei mari tropicali, in particolare alle Maldive, dove il problema del bleaching è incredibilmente diffuso. Bene, il bleaching è stato riscontrato anche in alcune madrepore zooxantelate nel Mediterraneo, in cui probabilmente la più emblematica è Cladocora cespitosa, la grande madrepora a cuscino che si può vedere anche a pochi metri di profondità. Fatemi dire che, ma ha detto già tutto lei, che diciamo il calore, il riscaldamento dell'acqua ha fatto i suoi danni, ma noi ci aggiungiamo del nostro naturalmente, no? Guardate un po' gli effetti della pesca, le lenze abbandonate su un popolamento di corallo. Tra l'altro, come dire, noi abbiamo fatto un po' di lavoretti, il nostro Federico Betti è riuscito a far vedere che proprio la pesca aumenta dove ci sono più gorgogne. È probabile che dove ci siano più gorgogne ci siano anche più pesci, e proprio in quei posti lì troviamo la maggior parte delle gorgogne impigliate. Per dirvi, potrebbe essere veramente la conclusione, ma non è proprio, ma c'è ancora una slide, ma per dirvi, uno degli effetti della pesca, vi dicevo, è quello di sbucciare i rami delle gorgogne in modo tale che degli epibionti si insediano sopra. Beh, guardate un po' questo studietto che abbiamo fatto grazie alla Marine Strategy. Date un'occhiata, sono diverse aree della Liguria. Guardate un po', per esempio, mi piacerebbe avere un puntatore ma non ce l'ho, tra il 2015 e il 2019 come gli epibionti aumentano, dal 2016 al 2019 come aumentano. Che strano, dal 19 a 22 lungo tutta la Liguria restano sostanzialmente uguali. Cosa è successo in quel periodo? C'è stato il Covid. Durante il Covid la pesca, soprattutto la pesca ricreativa, si è completamente interrotta, e guardate come si vede l'effetto. Proprio una parola, veramente l'ultima parola. Le aree marine protette sono state fatte perché naturalmente le comunità vengano salvaguardate, ma vengano anche utilizzate come una fonte di reddito. La miglior fonte di reddito è l'attività subacquea, il turismo subacqueo. A Portofino, come tutti sapete, si fanno dalle 30.000 alle 40.000 immersioni all'anno in un'area che è grande come un fazzoletto, 5 chilometri di area marina protetta, 40.000 immersioni all'anno. I subacquei ricreativi sono, come dire, armati delle più migliori intenzioni, amano la natura, non vorrebbero, come dire, torcere un capello a un gamberetto, ma ai noi non tutti sono dei subacquei provetti, per cui si muovono magari in maniera leggermente scomposta, un colpo di pinne qui, un colpo di bombola là. Allora noi siamo andati, per toglierci questo sfizio, a guardare i rami di corallo rotti sul pavimento, sul fondo del mare, al di sotto di una parete dove l'attività subacquea è libera, l'altare sinistra, e dove l'attività subacquea è teoricamente preclusa. Zona A, Cala degli Inglesi. Vi faccio notare che zona A, Cala degli Inglesi, dove dovrebbe essere Cala dell'Oro, dove è preclusa qualunque attività, e noi abbiamo trovato attaccata al corallo delle lenze da pesca, che non si sa bene come ci possono essere finite, ma ci sono finite. Guardate un pochino che differenza. Quindi persino i subacquei che vanno sott'acqua solo per ammirare l'ambiente, possono, come forse dicevo prima quando la signora mi ha intervistato, ci stiamo rendendo conto che il mare è un oggetto molto delicato. Una volta si pensava, io l'ho letto e l'ho riscritto ormai tante volte,
A fine 800 Thomas Huxley, il famoso mastino di Darwin, partecipa alla fiera della pesca mondiale che c'è a Londra, fa la sua prolusione e dice: ma il mare è talmente ricco che non potremmo mai neanche riuscire, neanche volendo, a ridurre le popolazioni di qualche pesce. Possiamo fare, è inutile programmare le catture dei pesci, tanto ce n'è così tanto che non potremo fare niente. Ecco, Huxley è stato un grand'uomo, un grande biologo, in questo si sbagliava completamente. Il mare è assolutamente delicato e certo l'istituzione delle aree marine protette può fare molto per proteggerlo. Grazie. Grazie per queste due relazioni, direi diverse. Monica ci ha dato un panorama di dati sull'impatto antropico, sugli effetti del cambiamento climatico sui nostri mari, sul nostro ecosistema, ma non solo quelli del Mediterraneo. Hai fatto un'escursione in tutti i mari, tutti gli oceani. Giorgio invece si è soffermato su un aspetto più storico ma estremamente importante, perché ci dimostra come in tempi non sospetti i danni legati all'innalzamento della temperatura cominciavano già a manifestarsi. Vorrei fare una piccola e poi lascio il microfono alle domande. Giorgio e Monica sono due, Monica è molto più giovane, Giorgio un po' meno, sono due rappresentanti insieme ad altri qui presenti, Niche Bianchi, Carla Morri, sono rappresentanti di una scuola di biologia marina che a Genova ha avuto persone estremamente importanti che hanno fatto la storia della biologia e dell'ecologia marina. Un esempio, noi siamo Accademia Ligure di Scienze e Lettere, abbiamo avuto come presidente e segretario generale molti anni fa Raffaele Issel. Issel è stato uno di quelli che ha studiato la biologia marina del Mar Ligure, uno dei primi. Era stato creato anche un laboratorio, mi sembra, del 12, e quindi uno dei primi, delle prime stazioni biologiche sul terreno, anzi sulle rocce e sulle coste del Mar Ligure. Quindi voglio dire, anche l'acquario che è rappresentato qui dal dottor Antonio Di Natale ha contribuito e contribuisce a questi studi. Ho visto recentemente studi legati a comprendere come si stanno modificando gli ecosistemi dei nostri mari. Però le conclusioni finali sono che comunque questi effetti ci sono, questi effetti aumentano sempre di più nel tempo e quindi i risultati sono quelli che vi hanno mostrato. Non faccio altre considerazioni, lascio la parola se c'è qualcuno che vuole fare domande. Cominciamo da Niche e poi passiamo. Prego. Grazie. Anzitutto ovviamente, e non è solo una questione di rito, un apprezzamento enorme per queste due relazioni. Non vado oltre perché ho un conflitto di interesse, nel senso che a molte di quelle ricerche ho partecipato, quindi è ovvio che ritengo che siano belle. No, volevo semplicemente... Anzi, bellissime. Beh, bellissime, certo. Ma volevo portare, mi ha fatto venire in mente Bavestrello, un piccolo aneddoto che forse lui non ricorda perché nell'82 era giovanissimo, eri laureato da poco, 82, giusto? Sono laureato nell'82. Allora lui vi ha raccontato che nell'87 pubblicano il primo lavoro sulla grande moria delle spugne da bagno. Nell'82 l'Università di Genova organizza il congresso annuale della Società Italiana di Biologia Marina e come sapete all'epoca si usava ai congressi regalare la borsina e un gadget.
siccome siamo genovesi, anziché comprare 300 gadget che costavano, abbiamo detto: ma ci sono talmente tante spugne da bagno a Portofino, andiamo, ne ramassiamo 300, le puliamo eccetera, e a ogni congressista regaliamo una spugnetta da bagno. 1982, sono uno di quelli che ha partecipato a questa strage delle spugne. C'ero anch'io, quindi ero io, Pronzato, Pansini, ovviamente, no? Siamo andati a Portofino con il nostro sacchettino di rete, la nostra retina, e tutte le spugne da bagno che abbiamo preso le abbiamo ramassate. Questo per dirvi come, purtroppo non sono dati quantitativi, ma come doveva essere abbondante le spugne da bagno nell'82 a Portofino. Oggi trovatelo una spugna da bagno a Portofino e ditemelo dove l'avete trovata, che la vado a prendere a quel punto. Va bene, grazie. Ci sono altre domande? Sì, prego. Innanzitutto grazie a entrambi per le presentazioni fantastiche. Avevo una domanda sulle specie aliene, specie quelle che si possono muovere. È possibile che specie che prima erano residenti, potendosi muovere quando l'habitat non è più favorevole, diventino aliene in uno spazio limitrofo? E la seconda domanda: quando per esempio c'è una specie aliena che ha un takeover su tutta, diciamo, la zona, quando finisce il cibo per questa specie aliena, quando finiscono le risorse, è possibile che la popolazione collassi su se stessa? Poi dopo, che cosa succede? Allora, sì, rispondo subito alla seconda, che mi viene più immediato. Assolutamente sì, abbiamo osservato spesso fenomeni di esplosione demografica di alcune specie aliene che nelle prime fasi proprio di colonizzazione, no, di espansione, di colonizzazione di nuove aree, esplodono demograficamente, a discapito ovviamente delle specie native, però poi a lungo andare, per motivi ancora non totalmente spiegabili, però tendono poi a regredire naturalmente, quindi hanno questa fase di crescita esponenziale nelle prime fasi di colonizzazione e poi naturalmente regrediscono. Prima vi ho fatto vedere velocemente un esempio dell'alga aliena Caulerpa cilindracea. Prima di lei in Mediterraneo abbiamo avuto il fenomeno della cugina Caulerpa taxifolia, chiamata addirittura alga killer, perché era esplosa negli anni 80 in tutto il Mediterraneo e in tutta la Liguria, e subito dopo, anni 90, ha fatto la stessa fine anche la cilindracea. Entrambe queste specie hanno avuto dei picchi demografici intorno agli anni 90-2000, la cilindracea ancora fino addirittura al 2015. Oggi stiamo osservando un declino naturale di queste popolazioni, di Caulerpa cilindracea soprattutto, che probabilmente adesso che si trova al di fuori comunque del suo habitat naturale sta regredendo, e similmente la taxifolia l'ha fatto una quindicina d'anni fa e è quasi ormai scomparsa dappertutto. Quindi si può dire che c'è una speranza? Quindi si può dire che c'è una speranza per la biodiversità, che abbia una specie di cuscinetto naturale, diciamo, un modello Turing secondo il quale poi a una certa la popolazione si autoconsuma e questo favorisce l'emergenza di nuova o temporaneamente scomparsa biodiversità? Ah sì, certamente in qualche specie, soprattutto appunto queste vegetali, queste oscillazioni nelle dinamiche della loro popolazione le abbiamo osservate, certamente magari pensando ad altre specie che hanno un impatto più diretto, ad esempio perché magari predano altre specie native, e una volta che la predazione diventa troppo significativa, impattante per le popolazioni native, è chiaro che anche se poi dovesse declinare ormai magari abbiamo perso le componenti native. Non è facile fare delle previsioni, soprattutto perché il problema degli alieni, di questi alieni insomma che stanno aumentando così velocemente negli ultimi anni, sono fenomeni di qualche decennio e quindi è difficile avere già un'idea di quello che potrà succedere, se ci sarà un recupero. Sicuramente la natura, no, ce l'ha sempre dimostrato, ha una forte capacità di riaggiustarsi, di risistemarsi. La resilienza poi di molte specie, di molti ecosistemi è relativamente alta, quindi
Sicuramente c'è possibilità che poi si osservi un recupero naturale, magari non di tutte le specie, quelle che ormai magari sono perse definitivamente no, ma quelle che resistono è verosimile che poi possano rigenerare anche le comunità. Questo però dovrebbe prevedere un blocco di tutte le attività antropiche o comunque di quelle attività antropiche che portano il esatto. regime di disturbo ambientale deve essere esatto. totalmente tornando un attimo alle nostre zone Mar Ligure, gli effetti antropici più rilevanti nel Mar Ligure, ha parlato della pesca, ha parlato dei resti delle reti eccetera, quali sono? L'acidificazione, per esempio, abbiamo dati sull'acidificazione? Sì, l'acidificazione degli oceani è un'altra delle conseguenze dirette del riscaldamento globale che arrivano dall'aumento della CO2 in atmosfera, che si scioglie in colonna d'acqua e che causa chiaramente una riduzione no, dei valori del pH. Okay. Un evento, un fenomeno che va a impattare tutti quegli organismi che ad esempio costruiscono scheletri carbonatici, quindi che utilizzano il carbonato per fare lo scheletro, e nel momento in cui il livello di acidità dell'acqua aumenta e il carbonato disciolto in acqua è sempre meno, non è più disponibile, e quindi questo si traduce in una minore capacità di fare i propri scheletri. Pensiamo ai crostacei, a tutti i molluschi con le conchiglie, oltre a tutti chiaramente le alghe corallinacee, i coralli eccetera. Quindi certamente questo è uno degli effetti più facilmente osservabili in questo periodo. Forse in Liguria un altro effetto abbastanza eclatante di cambiamento e di pressione antropica che ha cambiato molto il regime no, naturale del Mar Ligure è l'aumento della torbidità dell'acqua. Anche il Mar Ligure è famoso no, per essere diventato ormai un mare particolarmente torbido, e banalmente gli effetti di questa aumentata torbidità, non soltanto, ma uno dei principali effetti è quello ad esempio della regressione delle praterie di fanerogame marine, piante marine che per vivere hanno bisogno di luce. Se la colonna d'acqua si intorbidisce ovviamente arriva meno acqua sul fondo e queste diciamo praterie di fanerogame tendono a regredire, e in Liguria ahimè abbiamo perso nell'ultimo secolo più del 50% di queste praterie di fanerogame, che tra l'altro sono anche un modo per recuperare, togliere CO2, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, è vero. Se poi le distruggiamo pure, quindi questa mitigazione credo che si diventi sempre più difficile. Ma mi sembra anche difficile, sì, arrivo subito. Vi passo poi dopo. No, molto velocemente vi ringrazio entrambi, avete dato una bella panoramica perlomeno su questo settore che non è tanto piccolo relativo ai cambiamenti climatici e agli effetti correlati. Il problema che vedo io è soprattutto il cumulo degli impatti, perché il cambiamento climatico con tutto quello che ci hanno dimostrato è un fatto importante, è un fatto che nel Mediterraneo sentiamo più che in altri posti, però noi ci aggiungiamo sempre del nostro, e devo dire che il cumulo degli impatti che stiamo imponendo al mare è veramente impressionante, che va dagli impatti di sostanze chimiche, dai contaminanti persistenti, a tutta una serie di cose, la torbidità delle acque. Ma poi la cosa a cui pensiamo un po' meno è come tutto questo impatti in modo veramente quasi imprevedibile sull'intera biodiversità marina. Abbiamo anche l'impatto acustico, di tutto, perché soprattutto il cambio climatico poi genera dei cambi oceanografici che sono formidabili, e questo ha effetti a catena su tutta un'altra serie di specie. Lo vediamo in mare aperto, lo vediamo nel Mediterraneo, e là i modelli non ce la fanno perché i cambi sono veramente pesanti, repentini, e questo provoca veramente delle sostituzioni di biodiversità in alcune parti del Mediterraneo che sono imponenti.
Posso dire una cosa io? Prego. No, rispetto naturalmente. No, c'era qualcuno? Sto rubando? No, scusa. No, rispetto a quello che chiedeva il Presidente, è molto difficile fare una classifica, come dire, no, degli impatti. Io però ne voglio ricordare un altro. A cavallo tra il 1700 e il 1800, Lazzaro Spallanzani passa alcuni anni a Portovenere e voi sapete, Spallanzani era uno scrittore compulsivo, lascia una quantità di scritti, tra l'altro scrive, adesso lo cito a memoria: stando a Portovenere lo spettacolo più barbaro che ho mai visto è la pesca con le paranze. La rete a strascico raccoglie qualunque genere di animali, tra cui pesci grandi, medi e una quantità enorme di novellane che viene buttato ai gatti. Siamo, diciamo, ai primi dell'Ottocento. Nel 1920 il principe Alberto di Monaco va a parlare in un'istituzione scientifica degli Stati Uniti e dice, forse pensando anche a quello che una quarantina di anni prima aveva detto Thomas Huxley, dice: sono veramente preoccupato perché da quando i motopescherecci i pescherecci sono diventati motopescherecci, stanno distruggendo non soltanto gli stock ittici ma anche il fondo del mare. È 200 anni che sappiamo questo. Sarebbe, adesso ve lo farà vedere qualchedun altro, diciamo così, ma quando voi vedete le barche che tutti i giorni fanno la cosiddetta cala a gamberi, nella cala fuori le rame tra diciamo Lavagna e Genova, voi vedete che tutti i giorni 3-4 barche passano sullo stretto pezzo di mare con le reti a strascico. Considerate che lì una volta c'erano delle pazzesche foreste di una gorgogna che si chiama Isidella elongata. Quella foreste lì sono totalmente sparite, molto prima che le potessimo studiare. L'impatto sulla biodiversità a 500 metri non abbiamo neanche la più pallida idea di cosa possa aver comportato. Grazie. Certamente sono osservazioni storiche importanti, ci dimostrano come questi problemi erano stati compresi. Allora, se andate al museo a Reggio Emilia, al museo di storia naturale, c'è tutta l'opera, tutto il materiale di Spallanzani e quindi andate a leggervi gli articoli. Effettivamente quello che ci ha fatto notare il professor Bavestrello è veramente rilevante, però attualmente c'è comunque, è stato messo un limite alla pesca con le reti a strasciche come profondità. Quindi, 1000 metri. E questo però non dà una 1000 metri non abbiamo più paese, abbiamo più sulla luna. Però per il nostro Mar Ligure, che è molto profondo subito, quindi questo è assolutamente importante. Ok. Prego. Volevo aggiungere un'idea che ho visto lì vedendo il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un bacino chiuso con tasso di evaporazione molto elevato, quindi il livello del mare tenderebbe a diminuire e quindi c'è un grosso ingresso sia dall'Atlantico sia da Suez lo stesso, e quindi probabilmente il mare viene in continuo ad accumulare sia alieni sia anche salinità, tanto che il Mediterraneo è più salino dell'Oceano Atlantico. Quindi è un processo che è dovuto al riscaldamento climatico, ma è irreversibile. Certo, anche questo è un aspetto da tenere presente. E Monica ha accennato alla legge della Comunità Europea sul ristoro degli ambienti naturali. Capisco a livello di una foresta, ma del mare, ristorare e ripristinare ripristinare un ambiente
più o meno degradato. profondo, credo che sia molto difficile, no? Non è semplice, sicuramente si sta lavorando, investendo anche insomma su queste attività, e il grosso fino ad oggi è stato fatto ovviamente su uno degli ecosistemi che si conosce di più e che è stato maggiormente sollecitato, che sono proprio le praterie di Posidonia oceanica. Sulla Posidonia si fanno tanti interventi di riforestazione, si sta lavorando comunque anche sui coralli, sia in Mediterraneo che ovviamente anche ai tropici. Si lavora sul restauro di macroalghe, sul restauro del coralligeno, quindi di tutte quelle gorgonie di cui ci parlava Giorgio. Quindi certo abbiamo appena iniziato a fare queste attività, siamo veramente ancora in una fase esplorativa proprio per decidere, comprendere come vadano fatti interventi di restauro in maniera efficiente, però è una soluzione anche questa, non è la soluzione al problema, diciamo, non deve essere l'unica soluzione al problema, ma può essere un aiuto a quello che dovrebbe essere poi il recupero naturale delle specie, degli ecosistemi, una volta che abbiamo fatto le corrette politiche di protezione e di gestione. Grazie. Sì. Quali sono le cause per cui è aumentata la torbidità del Mar Ligure? Ne parlava prima, no, la dottoressa? Ma allora è da diversi decenni che il Mar Ligure, no? Certo. È sicuramente l'inquinamento dalla costa, quindi l'impronta umana lungo la costa della Liguria. Quindi le costruzioni lungo la costa. Ma andando proprio agli albori, pensiamo soltanto alla costruzione alla metà dell'Ottocento della linea ferroviaria costiera. Quello è stato, se vogliamo, forse il primo significativo impatto che la nostra regione ha subito, la costruzione della linea costiera, della linea ferroviaria, e tutto il materiale di risulta dallo scavo buttato sulle coste senza protezione, che poi si è sversato chiaramente in acqua. Quello è stato un po' l'esempio emblematico della metà dell'Ottocento, e poi da lì l'antropizzazione, il continuo sfruttamento e modificazione della linea di costa, l'inquinamento, eccetera eccetera. Quindi per esempio la costruzione della diga foranea attuale porterà sicuramente un certo impatto, diciamola così? Certamente, come tutte le attività le costruzioni di infrastrutture in mare ovviamente generano un impatto. Diciamo che oggi abbiamo gli strumenti sia tecnologici per ridurre al minimo l'impatto e gli strumenti, diciamo, di monitoraggio ambientale che i ricercatori mettono in atto per cercare di capire se c'è effettivamente un impatto, e quindi sono previsti in tutto il progetto di costruzione del porto, della nuova diga del porto, attività di monitoraggio su tutto l'ambiente circostante, limitrofo, fino ad arrivare addirittura a Nervi. Quindi diciamo le attività di monitoraggio si fanno tutto nell'intorno dell'area di progetto, per andare a valutare effettivamente gli eventuali impatti che potessero conseguire a questo progetto. Impatti che ci saranno sicuramente, direi, a questo punto. Sicuramente sul livello di torbidità delle acque sì, su che effetti poi a cascata possono avere speriamo che non ce ne siano. Noi stiamo lavorando anche, diciamo, nel tenere sotto controllo questa situazione. Per il momento a 2 anni, no, più o meno dall'inizio, 2 o 3 anni dall'inizio dei lavori di costruzione, non si sono registrati aumenti di livello di torbidità dell'acqua, perché ovviamente al DISA fanno anche i monitoraggi della torbidità dell'acqua, né tantomeno effetti e ripercussioni sugli ecosistemi costieri limitrofi. Quindi per il momento sta procedendo tutto correttamente, direi. Certo, noi oggi abbiamo sentito 2 relazioni estremamente dettagliate, molto puntuali, che purtroppo ci hanno intristito ancora di più sul futuro dei nostri mari, però ci conforta il fatto che comunque gli studi ci sono, che vengono fatti e che si procederà in questa direzione. Non ci sono solo problemi però di tipo relativo al mondo, all'ecosistema, ci sono effetti che ad esempio sono prodotti anche dal transito delle navi, quindi dal tipo di navi, dal tipo di motori, cioè cosa che tratteremo. Altri effetti fisici a cui accennava anche Di Natale hanno un effetto estremamente importante, ne parleremo nelle prossime sessioni di questo convegno, soprattutto nella tavola rotonda che faremo alla fine del convegno. Io direi che
se non ci sì, prego. Una cosa Certo, rapida. E che mi ricordo nella conferenza della settimana scorsa, che aveva parlato delle reti da pesca, e queste reti da pesca che abbiamo visto il disastro che rimangono sopra i coralli, gorgogne eccetera eccetera, e che adesso non mi ricordo più bene il nome, che ha detto: se invece delle reti di plastica che durano una vita si adoperassero reti come una volta biodegradabili o roba del genere, il disastro potrebbe essere minore. E dico, però questo si potrebbe fare. Non certo da noi, ecco, è ovvio. La resa sarebbe diversa. Ok, bene. Direi che siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie molto a Monica e a Giorgio dei vostri interventi. Vi do l'appuntamento a giovedì prossimo e vi ricordo, scusate, che lunedì 13 ottobre alle ore 17 avremo una conferenza del professor Andrea Bacicalupo, che è un nostro accademico, appartiene al Policlinico Gemelli dell'Università Cattolica di Roma, e ci parlerà di cellule modificate geneticamente per curare i tumori e non solo. Quindi lunedì prossimo. Giovedì l'altro avremo un'altra puntata del convegno, comunque vi arriveranno poi tutte le informazioni. In fondo trovate comunque il programma di tutto il convegno, se volete, ci sono i fogli. Grazie per la vostra partecipazione e arrivederci. Alla prossima. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Ciao. Grazie Giorgio. Ciao.